Buon pomeriggio a tutti! Oggi prepariamo le squisitissime polpette di melanzane, quelle super gustose, quelle buone che potete preparare fritte o al forno, che potete preparare con o senza cuoricino filante di scamorza. Buone entrambe le versioni. Dunque, io parto dalle melanzane che sono già cotte. Direi che quasi sempre in realtà si utilizzano le melanzane cotte per preparare le polpettine. Si possono utilizzare le melanzane come le ho preparate io, che sono tagliate a cubetti e cotte 15 minuti al vapore, quindi un pochino. La cottura al vapore vi aiuta a non far assorbire troppa acqua alle melanzane, che già sono abbastanza umide e quindi dobbiamo cercare, anzi addirittura di farle rilasciare un pochino d'acqua, ma comunque andremo ad aggiungere pangrattato e pane entrambi proprio per asciugarle. Quindi la cottura al vapore è l'ideale, però potete anche pensare di cuocerle al forno, quindi le potete cuocere intere al forno. In quel caso lì potete togliere la pelle, la pellicina esterna, e utilizzare solo la polpa. Nel caso in cui procediate con la cottura, come vi dicevo, al forno, togliendo la pellicina, vi ritroverete con una polpettina un po' marroncina uniforme. Se invece utilizzate questa metodologia qui di cottura per le melanzane, vi ritroverete con la polpettina dove si vedono proprio pezzetti di melanzana. A me piace tantissimo questa cosa, quindi le preparo così. Ma se avete degli ospiti che sapete che vedere la verdurina può creare noia, può dar fastidio, allora non fate in questo modo, procedete con la cottura al forno. Sì, le cuocete intere al forno, poi dopo cotte togliete la pelle, perché si ristacca la pelle delle melanzane a quel punto che sia un po' seccata e si stacca, e utilizzate la polpa. Vi verranno delle polpettine altrettanto super gustose, ma non si noterà praticamente la melanzana, quindi sono proprio le polpettine da camuffare come polpettine qualunque. Le melanzane sono cotte, adesso le metto in questo piatto. Infatti già un pochino dell'acqua già l'hanno persa mentre riposavano praticamente. E le strizzo in maniera tale che faccio perdere un pochino della loro acqua di vegetazione. Riuscirò ad aggiungere meno pangrattato e quindi a renderle un po' più morbide, perché sapete che le polpettine in generale, anche quelle di carne, in generale un po' tutte le polpette, se aggiungiamo troppo pangrattato rischiamo di renderle un po' secche. Poi potete aggiungere, pensate anche, che questo pure le rende ancora più dolci, potete aggiungere anche una patata lessa all'impasto. Vedete quanta acqua perdono? Anche perché considerate che io non le ho neanche salate prima, non le ho messe sotto sale prima di procedere alla cottura, perché queste melanzane sono veramente molto dolci, quindi non serve metterle sotto sale. Guardate qui quanta acqua da queste melanzane ho tolto con questo semplice strizzaggio, però ci voleva proprio, altrimenti ce la ritrovavamo tutta a dover asciugare con del pangrattato. Perfetto, una volta che abbiamo anche strizzato un pochino dell'acqua e abbiamo asciugato un po' le melanzane, possiamo continuare. Cosa andiamo ad aggiungere dentro a queste polpettine? Allora, andiamo ad aggiungere, dunque, parmigiano grattugiato, e adesso vado ad aggiungere anche il pane morbido sbriciolato. Io avevo il panino morbido sbriciolato, va bene lo stesso. Poi in questo caso il mio panino è anche integrale, però va benissimo anche un pane bianco. Vado ad aggiungere anche l'uovo. Ricordate che questa tipologia di ricette necessita sempre di un po' d'occhio, ok? Quindi voi leggete sempre la lista di ingredienti, partite da quegli ingredienti, però poi ricordatevi che dovete sempre regolare la vostra ricetta e migliorarne eventualmente il tiro man mano che la preparate, perché il vostro impasto potrebbe essere un po' più umido, un po' più asciutto, e quindi regolarvi di conseguenza. Sale. Aggiungo una bella presa di sale, perché comunque considerate che le melanzane sono cotte senza sale. Abbiamo solo il parmigiano, però non abbiamo sale alle melanzane, dobbiamo salarle un po'. Pepe a piacere. Inizio a mescolare così com'è, poi dopodiché vado ad aggiungere il pangrattato, perché il pangrattato lo vado ad aggiungere dopo per regolarmi come sta procedendo il mio impasto. Allora, inizio a dare una mescolata all'impasto e poi vediamo quanto pangrattato ci serve.
non aggiungetelo inizialmente e soprattutto non aggiungetelo tutto, lo aggiungiamo un po' alla volta. Ho una mescolata lievitata, adesso inevitabilmente dobbiamo procedere a mano, altrimenti non capiamo la consistenza. Andiamo di mano. Quando andate a lavorare l'impasto a mano, che inizialmente magari poteva pure sembrare un pochino asciutto perché la melanzana, il cubetto di melanzana era tutta a sé stante, man mano che lo lavorate vi rendete conto che invece, eccolo lì, torna ad essere molto umido. Inizio ad aggiungere il pangrattato, come vi dicevo, non tutto insieme, ma un po' alla volta. Man mano che ne viene richiesto dell'altro, ne aggiungo dell'altro. Come per le classiche polpettine di carne, dobbiamo avere un impasto modellabile, ma morbido, non secco, altrimenti le polpettine diventano durette. E ho creato questo impasto che è fatto proprio così. Ancora morbido, ok? Adesso vediamo se così morbido lo riusciamo a lavorare bene anche senza riposo in frigorifero, altrimenti dobbiamo andarlo a far riposare un pochino in frigorifero e quindi risulta più lavorabile. Mentre procediamo al taglio della scamorza, riposo un po' l'impasto in frigorifero in modo tale che si asciuga ancora un pochino in più. Dalle nostre parti mettono anche aglio e menta. Ah, buono buono! No, io in genere non le faccio così. Però queste sono delle polpettine, tra l'altro di verdure, veramente potete sbizzarrirvi e mettere all'interno quel che preferite. Faccio dei cubetti abbastanza piccoli, poi decidiamo se metterci uno o due, insomma, anche in base a quanto le facciamo grandi queste polpettine. La scamorzina all'interno è del tutto facoltativa, non è necessaria. Ecco qui. Scamorzina affettata. Nel frattempo inizio anche a riscaldare pian pianino l'olio di semi. Quando friggete è anche comodissimo il pentolino piccolo, poiché con il pentolino piccolo riuscite ad avere una bella profondità dell'olio, anche senza metterne proprio una quantità esagerata. Allora, io faccio delle polpettine piuttosto piccoline, quindi prendo un po' di impasto, più o meno così, vado a metterci un cubetto di scamorza all'interno e chiudo tutto intorno. Cercate di fare un po' di pressione, perché poi considerate che non essendo passate, no, frullate praticamente le melanzane, ma essendo cotte a pezzi con la buccia, magari vi può sembrare un po' strano andarle a chiudere, però un po' di attenzione, si chiudono e vengono in questo modo qui. Belle, no? Ho messo il pangrattato in una ciotolina, vado a rotolarle nella ciotolina e il gioco è fatto. Man mano li metto da parte in un piatto. Facciamo qualcun'altra, sempre un po' di impasto. Facciamo la polpettina lasciando il cuoricino di scamorzina all'interno. Io, come vedete, schiaccio un po', ok? E poi rotolo tra le mani per modellare la polpettina che appunto deve venire tonda. Poi nel pangrattato e voilà! E il gioco è fatto! Ecco qui, le mie polpettine sono pronte, non devo fare altro che andarle a friggere. Potrei anche cuocere al forno, come vi dicevo, basta metterle su una teglia rivestita con della carta forno, un filo d'olio e in forno. Vediamo se nel frattempo l'olio si è riscaldato, che l'avevo messo già a riscaldare. Controlliamo sempre la temperatura. Io vado ovviamente di termometro poiché ce l'ho ed è molto comodo, no, ancora per nulla. Bei fogli di carta e li vado a mettere su un piatto pulito, questo qui. Facciamo una cosa, questi altri piatti, uno in più l'avevo preso, lo togliamo. Le polpettine ci sono. Piatto con carta assorbente da cucina per assorbire l'olio in eccesso c'è. La scamorza è avanzata. Due cucchiai o anche schiumarola. Siccome mi trovo con un pentolino piccolino vado bene anche con i 2 cucchiai. Dai, sono impaziente, proviamo con la prima perché sono impaziente, non riesco a resistere alla tentazione di cuocere queste polpettine. Quando l'olio è alla giusta temperatura iniziamo a cuocere le polpettine per immersione in
olio bollente, olio di semi, meglio se di arachidi, che ha un altro punto di fumo. Immergiamo le polpettine, le facciamo rosolare qualche minuto, devono essere ben dorate fuori. Ok, ne metto anche più di una, non proprio tantissime, altrimenti si abbassa troppo la temperatura dell'olio, se ne facciamo troppo tutti insieme, soprattutto essendo anche la prima fritta conviene non metterne tante tutte insieme. In forno, certo che si possono fare in forno, le metti su una teglia da forno con della carta forno, sistemi le polpettine, un filino d'olio, 180 gradi, le fai cuocere per 20-25 minuti, le puoi anche girare a metà cottura. Il filino d'olio ti aiuta a renderle belle dorate. Metticelo un filino d'olio perché ricordati, le melanzane sono cotte al vapore, quindi molto dietetiche. Non ci sono grassi perché le melanzane non sono ripassate in padella. Quindi un pochino di sapore glielo dobbiamo andare a dare con un pochino d'olio. Eccole qua, sono anche belle dorate, non ci mettono tanto per cuocere come avete visto. Ecco qua, vado a cuocere le altre. Ragazzi, che profumino, non ve lo dico. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanella per essere sempre aggiornati e ricevere le notifiche sulle nuove video ricette in uscita, che stanno uscendo tutte le nuove, ce ne sono tante, ve l'ho detto, c'è un pentolone che bolle e ribolle, quindi ce ne sono tantissime quest'anno. Non ve ne perdete nessuna, lasciatemi sempre un like e un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. E queste qui sono le mie polpettine di melanzane, guardate qui che belle, super belle, super buone. Puoi accompagnarle con una salsina allo yogurt sgrassante, ma è perfetta anche una salsina al pomodoro, quindi una sorta di passatina di quelle strette, dense. Allora ragazzi, io vado di apertura, andiamo subito di apertura della nostra polpettina e voilà! Cuoricino filante sia. Oh. E quanto fila? E fila troppo, non riesco a rompere. Non riesco a rompere il filo, è troppo. Ecco, ce l'ho fatta. Belle, no? Fantastiche, direi che sono proprio da assaggiare. Ok, io vado di assaggio. Scottano. Sì, ancora. Il cuore filante. Super buono, ne dovete assaggiare. Ovviamente appena fatte sono strepitose perché il cuoricino è filante, la crosticina fuori è filante e dentro il ripieno è super morbido, quindi sono super buone, ma sono ottime anche fredde. Guardate qui. Che bontà! Troppo buone, ve ne apro un'altra per farvi vedere la foto, questa me la mangio io, me la finisco io. Bene, basta, non vi tedio più, ma come sono buone! Troppo buone, basta. Mamma mia, ragazzi, queste polpettine non sono buone, ma molto di più. E adesso ve ne apro un'altra. Guardate qui. Hai visto? Brava, esatto, fame anche a orario merenda. Hai detto proprio la cosa giusta, fame anche ad orario merenda con queste polpettine. Ma perché per merenda non ce le possiamo mangiare due polpettine di melanzane? 1 e 2, giusto per merenda e basta. Ecco qui le mie fantastiche polpettine di melanzane, sono superlative, quindi io vi dico fatele perché sono troppo buone, veramente eccezionali, sono assolutamente da fare. Poi con questo cuoricino filante, guardate qui, cioè non se ne può, è troppo pazzesco. Se vi è piaciuta questa ricetta fatemi sapere, lasciatemi sempre il solito commentino, io abbraccio, vi saluto e vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo per una nuova video ricetta insieme, sempre alle 15:30.
Grazie della compagnia, un bacione a tutti!